oggi, a parte Di Pietro che ha fatto una svolta, che io lo devo solo ringraziare, ha fatto una svolta con l'Italia dei Valori su De Luca in Campania, che è un inquisito, appoggia un inquisito, lui che ha fatto della sua campagna elettorale una missione della legalità, metti dentro il peggiore che c'è in Campania, e allora abbiamo avuto una chiarezza, che noi questi ragazzi col movimento andiamo da soli perché siamo diversi. Grazie, io devo ringraziare il movimento di Di Pietro, perché tutti quelli iscritti all'Italia dei Valori vengono adesso a firmare queste cose, perché siamo gli unici. Siamo rimasti gli unici ad avere un movimento con delle idee. Le 5 Stelle sono 5 idee. La lista 5 Stelle. Salve a tutti, mi chiamo Dal Passo, faccio l'ingegnere civile, mi occupo di efficienza energetica. Velocemente Grillo parlava della cosa più importante in assoluto, che è la conoscenza. Se noi sappiamo e ci informiamo e diffondiamo la conoscenza, capiremo che follie come il nucleare, come le centrali a carbone sono assurde, e noi potremo proporre in alternativa di investire dei soldi per migliorare ad esempio il parco edilizio esistente. Potremo parlare di microcogenerazione, che è una parola sconosciuta ai più, e potremo evitare queste idee folli di produrre più energia anziché risparmiarla. Se noi risparmiamo energia, automaticamente creiamo un indotto e del lavoro per tutti, per poter rimettere a un livello decente l'efficienza energetica dei nostri fabbricati. Grazie. Buonasera, io sono Giovanni Endrizzi e sono uno degli ultimi arrivati in questo gruppo. L'ho fatto perché non si può più accontentarsi di votare per il meno peggio, e se voglio che mia figlia possa ancora contare di cambiare qualche cosa rimboccandosi le mani, forse qualcosa lo devo fare io oggi. Sì, buonasera a tutti, sono Donatello Negrisolo, candidato per la lista provinciale di Padova, e la mia battaglia è quella sulla sicurezza idraulica. Un territorio martoriato, quello di Limena, Padova fino alla Riviera. Non investire in opere idrauliche avviene perché non porta visibilità e quindi non porta voti. Però siamo stanchi qui a Padova di andare sotto acqua da settembre a dicembre ogni anno, e ci rovinano le macchine, le case che ci siamo fatti con tanto sacrificio. È ora di dire basta. Sono Simone Scarabells, sono da Treviso, 27 anni, lavoro in un laboratorio elettronico e vedo tutti i giorni i nostri ingegneri che pensano e costruiscono elettrodomestici che consumano ogni giorno sempre di meno. Andate a comprare un PC, consumerà meno. Quando cambiamo il frigorifero ne compriamo uno che consuma meno, allora spiegatemi che cacchio servirà una centrale nucleare per 10 anni e abbiamo elettrodomestici che non consumeranno più niente. Basterà un pannello solare sopra ogni casa e saremo a posto. Grazie. Buonasera, sono Serena Giuliatto, io sono candidata per la provincia di Venezia, sono contro il nucleare, contro gli inceneritori e mi batto per la raccolta differenziata a spinta. Buonasera a tutti. Buonasera, io mi chiamo Sergio Gallo, sono un trentenne di 45 anni che dovete sapere che fa parte del movimento di giovaniste. Vedete Grillo che ha 60 anni e dimostra 59. Io mi occupo di informatica, quindi sono abbastanza sensibile per quanto riguarda l'accesso alla rete, l'accesso a internet, l'accesso a informazioni. Io voglio che l'accesso a internet sia un diritto per tutti, non solo per molti e per molti fortunati, ma tutti devono avere la possibilità di informarsi liberamente senza utilizzare televisioni e giornali che chiaramente non sono più liberi. Grazie. Ciao a tutti, io sono Giuseppe Fagiuoli, ho 21 anni, sono candidato a Verona e entrando in questa sala ho visto la foto di Falcone e Borsellino e io mi commuovo sempre quando vedo quella foto lì, ma veramente
al di là di tutto, adesso con le nuove leggi vogliono tappare la bocca ai pentiti, dicono che Spatuzza è un mafioso, non ci si può credere, ma secondo me avrebbe molti più motivi per stare zitto che per parlare, e io voglio verità e giustizia sulle stragi della mafia. Grazie. Sono Gianni Benciolini, sono candidato nella provincia di Verona e io credo in un piano regionale di gestione dei rifiuti per ridurre la quantità di rifiuti che produciamo e per riciclare quasi il 100%. È possibile, l'esempio di Treviso con David Borrelli, il nostro candidato, e con l'esempio di Vedelago è possibile riciclare fino a quasi il 100% dei nostri rifiuti. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Vetri, ho 30 anni e come lavoro faccio il geometra. Come potrete sentire dal mio accento non sono originario del Veneto, ma vivo e lavoro in questo territorio e ne sono fiero. Ho deciso, o meglio ho chiesto di potermi candidare perché sento che mi è stato tolto il diritto, ripeto il diritto, di decidere del mio futuro. E inoltre Giampi mi ha un po' anticipato per una cosa mia personale. Voglio, diciamo, scusate, ecco, per rispetto, mi sono anche candidato per rispetto di quelle persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che hanno dato la loro vita nella ricerca della giustizia e dell'uguaglianza nel solo interesse di noi cittadini, solo questo. Grazie. Buonasera, sono Samuele Zanin, 32 anni, operaio. Quello che voglio, quello che vogliamo è che ci siano garantiti i diritti fondamentali dell'uomo, il diritto di informazione, il diritto al lavoro e il diritto alla felicità, che in questo paese negli ultimi anni viene meno. Chiediamo un vostro sostegno e un vostro aiuto, questo è tutto. Ciao a tutti, sono Massimiliano Zorzi, sono di Padova, sono laureato in scienze politiche, lavoro come commerciale, tra le altre cose vendo caldaie, un giorno spero di darle in leasing. Sono qui su questo palco perché ci credo. Io credo che sia forse la prima occasione che abbiamo tutti di poter provare a cambiare qualcosa. Su questo palco ci sono io, però è come se ci foste tutti voi e ci potete essere tutti voi, perché il movimento è aperto a tutti ed è aperto alle persone di anima e di cuore. E ce la faremo, non speriamo di farcela, ce la faremo. Buonasera, Marco Peruzzo, 26 anni, di Selvazzano Dentro. Dopo aver firmato i 2 V-Day perché ne condividevo i contenuti, ho deciso di accettare la candidatura alla lista regionale di questo movimento perché ne condivido pienamente il programma e soprattutto il modo in cui è stato scelto questo programma. E sono convinto che fare qualcosa in più di una semplice firma sia nell'interesse di ognuno di noi. Ciao a tutti, sono Valentina Tisato, candidata per la lista provinciale di Vicenza. Allora, io ho avuto la fortuna di studiare e lavorare anche all'estero in Olanda, dove già nel 2000 mi dicevano ma come fate a votare Berlusconi? E io mi chiedevo, cosa sanno loro di più di quello che so io? Vabbè, siamo ancora qui e siamo ancora con Berlusconi. Mi sono iscritta, sono venuta in questo movimento perché comunque a me indigna accendere la televisione e sentire cose che non hanno nessuna etica, che non stanno né in cielo né in terra, che non danno nessun buon esempio. Io so che queste persone, come avete sentito, hanno delle buone idee, anche io sono per il no nucleare, a Vicenza ci stanno rovinando, nel Veneto, poi quella base no del Molin, ci stanno rovinando le falde acquifere, cioè brutte, tutto per un magna magna di gente che fa i soldi e sono sempre i soliti. Io credo che potremmo veramente fare qualcosa, che queste persone lo fanno non per i magna magna politici, ma perché vogliono concretizzare qualcosa che a tutti noi darà un futuro migliore. Grazie.